I consorzi di bonifica nell'ambito di questo progetto sono stati dei protagonisti per quali soggetti istituzionali che hanno consentito la sperimentazione, cioè di verificare come lo studio applicato determina conseguenze positive in ordine alla disponibilità delle risorse idriche ed in particolare della ricarica delle falde sotterranee. Questo è un dato molto importante anche a fini irrigui, giacché testimonia come l'irrigazione a scorrimento non solo ha un effetto positivo sulla competitività, quindi sulla crescita dell'economia, ma ha anche effetti positivi nella tutela dell'ambiente, in quanto determina anche ricarica delle falde acquifere. Lo studio che è stato oggi presentato ha certamente grande rilevanza per le zone territoriali interessate e quindi in particolare aree venete e friulane, ma io ritengo che possa avere una rilevanza anche su scala nazionale, tenuto conto delle vaste zone di irrigazione a scorrimento che esistono nel nostro Paese e dei risultati che questo studio ha determinato, che potrebbero quindi trovare sperimentazione anche in molte altre situazioni italiane, tenuto conto che in tutti i territori del nostro Paese, cioè tutti i territori di pianura e gran parte dei territori di collina, operano i consorzi di bonifica, che sul territorio nazionale sono circa 135, operano su 17 milioni di ettari del territorio nazionale, quindi su tutta la pianura e su gran parte della collina.